Mi trovo a Podenzano, il territorio è quello piacentino, un areale produttivo per il pomodoro da industria. Pomodoro da industria che viene coltivato in tutta la regione Emilia-Romagna. Questo è uno dei grandi poli produttivi, il distretto appunto del pomodoro del nord. Siamo in una fase di trapianto, siamo alla fine del trapianto del pomodoro, è iniziata un'operazione che è iniziata in aprile. Avremo ancora qualche giorno per trapianto perché questa operazione viene fatta in modo scalare per dare in modo appunto di raccogliere in questo modo in tempi diversi. Questo è il fondo di Pierluigi Arata che in questo momento è su questa macchina trapiantatrice. Lo raggiungiamo, ci facciamo raccontare com'è questo comparto ma soprattutto cosa si sta facendo in questo momento. Sono con Pierluigi Arata, produttore di pomodoro d'industria, nonché anche presidente della OP Asipo. È un'annata particolare questa, siamo a conclusione del trapianto, un trapianto che è iniziato quando, Pierluigi? Buongiorno a tutti, è iniziato i primi di aprile. Siamo partiti un po' tardi a causa delle temperature basse e delle gelate che ci sono stati i primi giorni di aprile, quindi la seconda settimana. Poi abbiamo fatto un po' fatica perché c'era siccità in quel periodo, freddo e un clima siccitoso. Alla fine di aprile purtroppo sono iniziate le piogge, a maggio, fino alla metà di maggio sono continuate e siamo stati fermi per più di 10 giorni e quindi i trapianti si sono rallentati. Normalmente la conclusione dei trapianti avviene alla prima settimana di giugno, quest'anno penso proprio che avverrà dopo la metà di giugno sicuramente. Questo si fa comunemente tutti gli anni per consentire, lo dicevo all'inizio, una raccolta dopo scalare, quindi portare all'industria il prodotto in modo, per non concentrare e ingolfare, dico io, le industrie. Un accordo peraltro con l'industria, quindi, che è stato trovato recentemente sul prezzo del pomodoro. È stata una trattativa anche abbastanza lunga, è stata. È stata una trattativa lunga e difficile perché a causa degli grossi aumenti di costi di produzione abbiamo richiesto un aumento del nostro prodotto, quindi della loro materia prima. Abbiamo avuto un buon aumento perché di circa il 38%, ma questo è un aumento congruo ed è un aumento che è stato sostenuto da tutti i mercati internazionali, anche dai nostri paesi competitor come la Spagna e il Portogallo. Quest'anno come superficie a livello emiliano-romagnolo, tenendo conto anche di quello che è successo, soprattutto in Romagna, dicevo un altro areale produttivo importante, Romagna e il Ferrarese, ha comportato una contrazione delle superfici? Purtroppo sì, a causa degli allagamenti molte zone non potranno più essere recuperate, si parla di circa 1500 ettari di pomodoro che non verrà più trapiantato, ma ci sono anche altre culture che hanno subito questo gravissimo danno. Le industrie avevano chiesto un po' di pomodoro in più rispetto al 2022. Mi auguro che ci sia pomodoro per tutti. Le precoci non sono bellissime proprio a causa degli eventi climatici, speriamo nelle medie e nelle tardive. Stante la situazione meteoclimatica, è corretto dire che si inizieranno a raccogliere i primi pomodori quando siamo alla fine di luglio? Sì, sicuramente verso il 20-22 di luglio i raccolti si fanno comunque perché le varietà precoci dopo 90 giorni loro producono, magari produrranno meno ma loro vanno in maturazione, quindi secondo me verso il 20 di luglio inizieranno i raccolti e si protrarranno fino ai primi giorni di ottobre quest'anno.
se il tempo lo vorrà, perché poi tutto è condizionato sempre da piogge e da temperature. Noi siamo su una trapiantatrice automatica dove gli operatori intervengono in piccola parte, perché comunque collocano le piantine, dopodiché in automatico vengono prese, vengono buttate in un prebicchiere e poi passano in questa catena e vengono trapiantate direttamente in campo. Quali sono gli accorgimenti che vengono adottati in questa fase qua? Perché vedo che c'è anche una cisterna d'acqua. Sì, durante il trapianto, oltre a mettere a dimora le piantine, stendiamo l'ala gocciolante che servirà per innaffiare da domani in poi e diamo un goccino d'acqua sulla parte superficiale del trapianto. Non la diamo interrata in questo periodo, ma la diamo sopra, proprio perché le temperature alte potrebbero fare scottare la piantina, quindi un goccino d'acqua fresca ti permette alla piantina di vivere meglio i primi giorni, e i primi giorni sono quelli di stress. Anche in questo caso la tecnologia e la meccanica aiuta voi produttori. C'è qua un mezzo che è cingolato, questo che cosa significa? Abbiamo meno calpestio del terreno, quindi l'apparato radicale può svilupparsi in modo migliore e si cerca sempre di andare a favore della nuova tecnologia proprio per produrre meglio. Qui possiamo togliere 6 persone, questa macchina fa il lavoro di almeno 6 persone con un operatore solo, cosa che comunque anche oggi in campagna trovare operatori sia qualificati come i trattoristi sia quelli di manovalanza magari meno qualificata, ma è sempre più difficile trovare. Senti Pierluigi, nel tuo caso quanti ettari di pomodoro hai investito nei tuoi terreni? Circa 180 ettari. Quindi mediamente qual è l'aspettativa di produzione che tu ti sei posto, quantomeno pensi di ottenere in un'annata media? Qua sul Piacentino normalmente si fanno circa 900 quintali all'ettaro, spingendo il più possibile il pomodoro. Ecco. Poi serve sempre una disponibilità idrica che sempre più è usata in modo razionale con le manichette. Sì, cerchiamo di sprecare meno acqua possibile, darla nei punti giusti, al momento giusto, e per fare in modo che non ci sia nessun percolamento, ma che l'acqua che dai la deve bere tutta e mangiare tutta la pianta, perché insieme all'acqua diamo anche il concime, quindi la pianta si nutre sia di acqua che di concime nello stesso momento. Pierluigi, noi ti lasciamo al trapianto, continuiamo a parlare di pomodoro però, e ti lasciamo sulla trapiantatrice. Grazie. Davide Previati, responsabile tecnico di Asipo. Stiamo controllando questo trapianto che viene fatto in modo perfetto dalla macchina. Accennavamo prima al fatto che viene dato un po' d'acqua alla pianta. Qual è il motivo per cui non è solo un fatto di irrigazione in questo caso, ma è per mantenere la temperatura ottimale visto che siamo avanti nel periodo del trapianto? Innanzitutto non tutte le aziende hanno questa attenzione, perché serve un impianto molto puntuale come quello di Pierluigi, in cui per ogni pozza dove viene messa la pianta viene dato un goccio d'acqua, che ha due effetti. Uno di sicuramente abbassare in caso di alte temperature, non come oggi, sicuramente la temperatura del terreno e quindi evitare il lessamento della pianta. Secondo, gli dà il tempo qualche giorno finché l'azienda non riesce a predisporre l'impianto microirriguo, che qua sotto, come vedete, viene interrata la manichetta. E quindi non si vede, ma svolge la sua funzione. Quindi in questo caso la manichetta, questa manichetta di PVC, erogerà acqua a entrambe le file all'interno della bina. Poi ci sono altri tipi di sesto dove la bina, essendo magari più larga, ce ne sono due, una per fila. In questo caso è un sesto a 1,60 x 40, terreno medio impasto, per cui l'acqua si espande lateralmente ed è sufficiente.
Acqua ne è venuta tanta, però ovviamente l'estate è molto lunga, quindi è necessario intervenire con irrigazione comunque durante l'anno, ovviamente se insomma, il meteo lo consente. Chiaramente il pomodoro, come tutte le orticole, deve avere disponibilità continua di acqua, mai in eccesso, perché comunque l'eccesso porta ad asfissia e problemi di sviluppo, ma non può permettersi una cultura come il pomodoro di andare in stress idrico. Lo stress idrico comporta comunque una penalizzazione produttiva. E quindi anche sul piano della qualità magari ne può risentire. Certo, una pianta che cresce in modo uniforme, bella temprata, sicuramente arriva in fondo con un prodotto più uniforme. Anche nel confronto dei parassiti, una pianta forte ha una sorta di barriera naturale a certi parassiti. Poi è chiaro che c'è bisogno di un supporto chimico e delle attenzioni di difesa che noi da sempre facciamo produzione integrata, per cui mirate al fattore di rischio con trattamenti a basso residualità possibilmente. Senti Davide, questo noi abbiamo parlato prima con Pierluigi che è un produttore, si partirà con il primo raccolto verso luglio, no? In genere si parte anche con il ciliegino, che è una produzione che negli anni insomma, viene presa in considerazione dai produttori. Sì. Quest'anno, allora, prima di tutto ti confermo che mediamente la data di partenza gira attorno al 20. Anche quest'anno siamo partiti con i primi trapianti a fine marzo, però le basse temperature e le escursioni termiche hanno un po' limitato lo sviluppo delle piante, però probabilmente manterranno la precocità, purtroppo a scapito della produzione. Questa è un'esperienza che da anni purtroppo vivo sulla mia pelle. Per quanto riguarda il datterino, quest'anno abbiamo ridotto tantissimo perché è venuta meno certe richieste da alcuni clienti, per cui abbiamo una superficie abbastanza limitata che gira attorno ai 30-50 ettari, mirati ad uno stabilimento per cui... Che lo trasforma. Davide, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma ci troviamo tra un po' perché adesso facciamo visita ad un altro produttore, vediamo e raccontiamo anche la sua esperienza.